Perché praticamente c'è un fruttivendolo, uno vede la frutta, supera la frutta e c'è la gastronomia, pensa che è finito, Che è finito, e poi invece arrivi in un nella stanza dei posto balocchi. pieno. Abbiamo cominciato con la frutta, poi negli anni siamo evoluti e papà ha fatto la gastronomia, che è la manipolazione degli ortaggi. Abbiamo fatto un po' di tutto, il mondo del vino, poi le paste, conserve, tutto tema siciliano. La storia del fruttivendolo che diventa gastronomia la raccontava prima tua mamma, che È succede? cominciato il boom dei supermercati. Allora, papà si è inventata la gastronomia per dare un qualcosa di diverso dai supermercati, allora non davano. 10 anni, 15 anni fa mi sono approcciato al mondo del vino, me ne sono innamorato a tal punto di creare questo mondo così nascosto dietro tutto ciò che mi rende conosciuto, che è la frutta e verdura. Questa sala, le persone possono venire. O facciamo delle degustazioni da parte delle aziende che prendono la saletta, oppure qualcuno che si siede e si accomoda. Noi serviamo dei taglieri di verdure create da noi e accompagnano i vini. Poi sbicchieremo di tutto, dal vino siciliano, toscano, francese. E chi cucina? Mia mamma, Ed è brava a cucinare. bravissima. Non perché sono di parte, ma Mi hanno parlato della sua della vecchia cucina. Mi hanno parlato della sua caponata come una cosa. Sì, è il nostro cavallo di battaglia, e mamma diciamo che gli mette cuore e anima per Cliente che ancora non hai, perché dovrebbe venire a trovarti? ma perché entra nel mondo dei balocchi. L'ingrediente segreto della sua caponata. L'amore, forse. Quindi questo è un posto pieno di amore, vero? Il dubbio c'era meno.